Ciao raga, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in bici da strada, giro figata oggi, speriamo vada tutto bene e riuscire a farlo. Giro che è formato da 4 salite di diversa intensità e lunghezza. La prima è Monte di Malo, seconda Passo Somo, Pian delle Fugasse e Campogrosso, che è quella un po' più ostica, ecco, mettiamola così. Oggi sono in compagnia di due fuscelli che uno, i più veterani del canale, insomma, lo conoscono, è Riccardo, e l'altra è una ragazza che adesso vi presento. Andiamo a prenderli, sono un po' a tutta perché mi sono preso tardi come al solito. Niente, andiamo. Gruppo Vacanze Piemonte 2022. Veterano del canale. E ciao, sono Monica, 27 anni e non bevo da stamattina. Primo GPM raggiunto, com'è oggi? Perfetti, guarda qua, ci vede la differenza che siamo qua che facciamo i coglioni. Cattiva, Dio, tira sempre questa. Raga, siamo sbarcati a Schio. Adesso andiamo a prendere la seconda salita di giornata. Nella prima mi hanno già tirato abbastanza al collo e un giro da fare sicuramente con la compagnia giusta, e oggi alla fine del video scopriremo se la compagnia era giusta o no. Carichiamo la gamba per la salita. Seconda. E la situazione non migliora. Eccoli, bip 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 e via. Hai vinto il GPM? Sì. Vado avanti. Siamo sul tetto del mondo. Vabbè, guarda, per me puoi scattare finché vuoi. No, sì. Mancano 5 km al GPM Passo Somo. Riccardo, come siamo messi? Pausa messaggi. Pausa messaggi. Enrico, che cazzo c'è rire? Oh! No, ma io ho bucato veramente. I signorini mi hanno pecorizzato per bene in questa salita di 16 km più o meno. Adesso siamo a Passo Zovo praticamente, scendiamo a Pian delle Fugazze, scendiamo un pezzo e poi risaliamo e poi facciamo Campogrosso dalla strada delle 7 Fontane. Località Passo Zovo, lui è morto. Passo Somo fatto, adesso scendiamo a Ponte Verde e poi purtroppo bisogna salire di nuovo. Che strade bellissime, comunque c'è traffico zero, guardate che roba. Stupendo, stupendo. Barrettina anche per riempire un po' la gamba per la prossima salita, e dopo così fino a Campogrosso. Vamos, tío, vamos. Ma che spavento. A la derecha. ¡Oye, paso! Vamos, tío. Dio, ma fai le curve quadrate. Che posti.
Finita la pacchia adesso, Riccardo. No, te lo giuro. Siamo arrivati a Pian delle Fugazze. Adesso giriamo a sinistra e andiamo a Campogrosso, è l'ultima. Adesso manca solo l'ultimo GPM che potrebbe confermare o ribaltare la situazione. Non faccio la volata. Poveretti, illusi. Ma ridendo e scherzando siamo arrivati a Campogrosso con 1.900 di dislivello, 3 ore e 10 e 62 km. Fatto un bel giro per essere fine stagione, eh? Tra l'altro ottobre, l'11 mi pare, e siamo qua in maniche corte, sta da Dio, soprattutto in salita, così non si suda più alla morte. Raga, come avete visto, località Campogrosso, ci siamo, adesso è tutta discesa fino a casa finalmente. Abbiamo fatto un bel po' di salita oggi, però tutte strade stupende e senza traffico, che se vieni su di qua a agosto è micidiale. E niente, dai, abbiamo preso una cochina, un po' di cioccolata, adesso scendiamo a Recoaro Terme, poi Valdagno, Cornedo e piano piano verso casa. Ci sono stati dei piccoli problemi tecnici per Riccardo, che ha preso una buca e si è sentito strac dalla sua bici, ha spaccato la pipa, ma insomma vabbè, adesso lo prendiamo un po' in giro portandolo a casa, ma insomma c'è poco da ridere perché se si spacca il manubrio va giù coi denti. Ale Riccardo, ale, op op op, ale. Recoaro City. Riccardo è arrivato vivo in qualche modo, ma non è ancora finita. Ma andiamo dal protagonista di oggi. Riccardo, com'è andata la discesa? Una bomba, Nel senso che l'hai tirata? nel senso che la stavo per fare. Sosta obbligata. Allora, il gelatino fatto, adesso entriamo in ciclabile e fino a Castelgomberto non se ne parla più. Dopo ci separiamo e ognuno per la sua strada. Signori, siamo arrivati a Castelgomberto, praticamente ci siamo separati tutti, ognuno è andato verso casa. Insomma, a me manca ancora un po', mi mancherà mezz'oretta, ho 4 ore e un quarto adesso, quindi ecco, arriverò con 110 km più o meno e 2000 di dislivello. Bel giro sicuramente, molto belli i colori di oggi, veramente stupendi, soprattutto strade poco trafficate, quindi puoi godertele a pieno. Vi lascio i dati del giro qui in sovrimpressione, è un giro che vi consiglio di fare in questo periodo, ma entro qualche giorno, insomma, perché poi se arriva il freddo è micidiale. Raga, spero che il video vi sia piaciuto, se è così iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, seguitemi sui social e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao raga!